Non mi faccio intimidire, dal primo momento ho reagito e quindi l'esecutore sappia o gli esecutori sappiano che sicuramente né io né l'amministrazione che rappresento faremo nessun passo indietro. Il sindaco Carola Arena guarda negli occhi chi l'altra notte, danneggiando 2 auto di proprietà di una cooperativa convenzionata con il comune, ha tentato di intimidirla. Ma il primo cittadino non molla e lancia un altro messaggio a chi ha agito in questo parcheggio. Chi colpisce il primo cittadino di un comune colpisce l'intera comunità. Oggi il suo sentimento è di amarezza, in primo luogo perché ad essere danneggiati sono 2 mezzi utilizzati per l'assistenza agli anziani. Un grande rammarico perché capisce bene che adesso come dire, c'è stato un rallentamento e comunque ci sono delle problematiche in un settore, come dire, dove ci sono già delle difficoltà oggettive. Così si presentavano le 2 vetture prese di mira da ignoti, il lunotto distrutto, scritte sessiste direttamente rivolte al sindaco Arena. C'è questo rapporto sempre che esprime disprezzo nei confronti del genere femminile. Siamo nel 2017, evidentemente c'è ancora tantissima strada da fare. E poi quella svastica che qualcuno ha letto come un riferimento all'accoglienza dei richiedenti asilo, portata avanti dall'amministrazione comunale di Mogliano. Qualunque siano le motivazioni, si tratta di un atto che va assolutamente condannato, dice chiaramente il primo cittadino. Fosse anche l'azione di un balordo, io non posso non registrare quantomeno un'ignoranza, no, l'ignorare che cosa questo simbolo rappresenta, a cosa fa riferimento. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per capire innanzitutto perché siano state colpite proprio quelle auto e risalire agli autori di questo riprovevole gesto.